Bella raga, ciao a tutti dal commendone veneziano. Ragazzi, quello che avete visto è Arrigo Sacchi, che è tornato ad allenare il Milan. Raga, allora, visto che il prossimo anno sicuramente con l'uscita di PES, voglio portare PES anche con la diventa un mito, perché onestamente FIFA mi ha rotto le palle e proprio PES sicuramente, io l'ho sempre amato, lo sapete, ma soprattutto sto gioco secondo me merita un'occasione, contando che veramente FIFA non si sta aggiornando in niente. Ma riprenderò anche FIFA, però PES sarà il gioco di riferimento quest'anno. Allora raga, visto che con Football Manager ci stiamo divertendo con le leggende e la nostalgia portami via, ho deciso di fare una stagione sulla Master League con PES 19 ma la mod 20. Infatti c'è il Brescia per esempio in Serie A, però con un po' di leggende sparse per il mondo, c'è un po' in Inghilterra, un po' in Spagna, un po' in Italia, qualcosa in Portogallo e Olanda, in Francia, in Brasile e Argentina. Infatti c'è per dire Maradona e Pelé sono rispettivamente al Boca e al Santos. Ho scelto soprattutto le leggende, quelle fatte bene a livello di grafica. Questo è il Milan ragazzi, è veramente tanta roba, con Donnarumma in porta, Teo Hernandez, Maldini, Baresi, Cafu, Kessi, Lucas Paquetà, Rijkaard, Gullit, Van Basten e Andriy Shevchenko ragazzi, eccola qua, chiaramente il livello è il massimo, ho messo solo 6 minuti, quindi per quanto i giocatori siano forti, adesso vi farò vedere che anche le altre non sono scarse, sarà dura comunque far bene, eh? Questo Rigo sa che ho cercato di farlo il meglio possibile. Adesso facciamo vedere, sezioni generali siamo Superstar, come potete vedere il più difficile, Superstar, 6 minuti. Boh. Allora, database, vi faccio vedere anche che ho creato il Venezia, questo può essere uno spunto per, eh, come si dice, per lo zoccolo duro. Ecco, ho fatto una maglia un po' particolare. Adesso vi faccio vedere una cosa. Allora, trattative. Ma intanto mettiamo già in vendita quelli che vi stanno sui maroni. Allora, eh, inserisci i trasferimenti, si è salvato. Ok. Caldarello Exalt può anche andare fuori dai maroni. Ok. Leao lo proviamo. Brescianini. Non mi interessa che sono giovani con la squadra che onestamente me ne fotto. Krunic, Thiago Diaz, Ciaranoglu. Benasser l'ho messo il Venezia perché ho fatto un Venezia, diciamo, prendendo un po' di giocatori dalla Serie A, più le Coba leggenda che il Venezia ha fatto la miglior stagione della sua vita e quindi ho preferito far così per avere un Venezia diciamo buono. Ma poi farò vedere tutto comunque. Musacchio. Vabbè, intanto vendiamo questi. Allora, ricerca avanzata. Cerca. Andiamo. Eccolo qua, vi faccio vedere i giocatori. Michel Platini, guardate come è fatto. Juventus 97. Diego Armando Maradona, Boca Junior. Zizou Zidane, Juve. Di Stefano, Real Madrid. Francuzzo Lampard, Chelsea. Vabbè, CR7. Vabbè, qua vediamo Van Basten, il mitico Van Basten, guardatelo. Shevchenchino. Va bene, Pelé. Al Santos. Giorgino Best. Allo United. Roby Baggio. Al Brescia ho messo Agi, Baggio e Andrea Pirlo. Non so se vi spiego. Il fenomeno. Cioè, guardate come sono fatti, ragazzi. Puskás. Cruyff, Olanda e Puskás Real Madrid, chiaramente. Cruyff, Ajax. Zico, Udinese. Rivaldo, Barcellona. Ronaldinho, Barça. Romario, PSV. Cacasinho. Ah sì, vedo Cacasinho del San Paolo non l'ha messo al Milan perché sennò era troppo forte la squadra, ragazzi. Henry, Arsenal. Xabi Alonso, Liverpool, perché è Liverpool, ragazzi, lo sapete. Ruud van Nistelrooy, Manchester United. Del Piero, Juventus. Rijkaard da me, Francuzzo da me, guardate come sono fatti. Stoichkov al Parma. Raul Real. Socrates Fiorentina. Ruud Gullit Milan. Paolone Milan.
Cannavaro Parma, Giorgione UEA PSG, Richelme Boca, Ortega River, Patrick Vieira Arsenal, Steven Gerrard Liverpool, Davidone Beckham United, guardatelo, cioè, solo a vederlo bene, ciao, guardate Charlton United, Batistuta Fiorentina, Maicon Inter, Pavelone Lazio, per non fare una Juve troppo forte, Adrianone Parma, che il Parma, scarso il Parma, Roberto Carlos Real, Mendieta Valencia, Gary Lineker Leicester, Paolino Scholes United, Andrea Pirlo Brescia, guardate come sono fatti Rui Costa Fiorentina, Saverio Inter, Kroll Napoli, grande difensore, cioè Erpupone Roma, Gigi Figo Barcellona, Michele Leverkusen, Lothar Matthäus Bayern Monaco, Miro Klose Werder Brema. Cioè, capito ragazzi, quindi ho fatto in modo che tutte le grandi squadre insomma possono avere grandi giocatori, cioè questo è importante per Veron Lazio, così Cafu mio, così tutti quanti, praticamente è tutto elevato al massimo. Anzi, Venezia, guardate che maglia che le ho fatto, stile Olanda retro, con lo sponsor della Tagoer, ciao. Pablito Aimar Valencia, Juninho Pernambucano Olympique Lyonnais, Clarence Effetto Serra Seedorf Ajax, spero di non mancare nessuno, Paulinho, Robert Pires Arsenal, Didier Drogba Chelsea, Luca Toni Fiorentina, Toldo Fiorentina, Nesta Te Lazio, Edwin van der Sar Ajax, Michele Owen Liverpool, Gheorghe Agi, che è il nostro Agi Brescia. Andiamo a scrivere come fa. Spero di non dimenticarmi nessuno. Turam Parma, Valterone Samuel Rome, Balotelli per esempio l'ho messo al Venezia visto che era senza squadra, ho cercato di fare un buon Venezia così per avere un livello altissimo di difficoltà. Litmanen Ajax, Super Deco Porto, Salas River Plate o Plate, lascio sempre a voi la scelta, Gerd Müller Bayern, Karl-Heinz Riedle Borussia, Valderrama Atletico, ah sì perché anche la Colombia l'ho messo Valderrama e Higuita, Henrik Larsson Celtic, Freddy Ljungberg Arsenal, cioè ma guardate come sono fatti questi giocatori ragazzi, cioè, è questo che fa paura. Non avere quasi finito, sono tantini. Van Bommel PSV, insomma, so che Gattuso per esempio al Celtic, alle Rangers scusate, forse l'ho già passato, non lo so, qualcuno l'avrò perso ragazzi, cioè vi chiedo venia. Comunque per il primo anno io non comprerò nessuno, chiaramente con la squadra che ho mi sono messo sta cosa che il primo anno io non farò acquisti, ma è anche giusto insomma. Vabbè, forse ho mancato solo Gattusino, dovrebbe essere il Chelsea Gattusino. Allora, Gattuso,
Sì, beh, con una T è anche difficile trovarlo. No! Eccolo, 77, cazzo, ai Rangers, eccolo qua, Gennaro Ivan. Ok, raga, adesso venderò un po' di gente, non farò acquisti per il primo anno. Sarà durissimo perché avete visto insomma i campioni che ci sono, in Serie A praticamente quasi tutte sono forti. E niente, raga, ci vediamo per direttamente la prima giornata, le amichevoli non le faccio male solito. Che cazzo, una Supercoppa italiana? No, Baresone, non mi ricordavo una Supercoppa. Sacchi e Baresi, alla conferenza stampa. Ok. Allora oggi facciamo solo la Supercoppa, così vediamo la partita intera e poi faremo i soliti highlights. Ora posso piacere questa idea, visto che è un po' particolare. Allora, l'Axalt. Quanto mi danno? Che spoccio. Accetta termini. Mi faccio un bel po' di soldi, così poi il prossimo anno siamo pronti a comprare ipercampioni. Ok. Missione. Vincere il campionato, vabbè, il International Cup se ne frega e vincere la Supercoppa. Beh dai, diciamo pochi obiettivi scarsi. Schema di gioco, io starei con questo per il momento. Vediamo chi possiamo portare via. Conti, per esempio il Venezia, anche lui ha messo... Allora, vabbè, ci pensiamo dopo. Comunque sarà titolare, diciamo. Il capitano Francuzzo. Giocatori in attacco, li metto tutti e due. E Uragano Franklin per i calci d'angolo, perché comunque me lo godo Uragano Franklin. Dopo sistemo un po' la panchina. Ah no, ce l'ho adesso, la facciamo adesso direttamente insieme. Allora. Beh, allora Antonio Donnarumma può andare a fanculo. Allora, portiamo Biglia. Beh, Rodriguez a sinistra mi serve. Brescianini, ciao. Portiamo Bonaventura. Krunic per Borini al posto di Castiglieco. Portiamo Calabria come difensore centrale, Chioni riserva. O Caldare Romagnoli. Beh, diciamo che può anche bastare. Di questi però... Dai, Ciaranoglu lo portiamo via, poverino, dai. Che forte Raffaele Leao comunque. Ok, Ciaranoglu, però avevo veramente l'imbarazzo della scelta. Diciamo che ci serviranno per il turnover. Ok, perfettus. Allora, capitano, punizione Rijkaard, Gullit, spalla, angolo. Vabbè, angolo sinistro, lo facciamo battere. A Paquetá. L'angolo destro a Paquetá. Rigorista Sheva. Ok. Buono raga. Divise, vediamo come sono. Ok, la nostra bianca. Andiamo... Andiamo con questa qua. Madonna ragazzi, De Ligt, Zidane, Platini, Del Piero, Ronaldo. Beh, scarsi comunque. Andiamo. Primo obiettivo stagionale che rischiamo di perderlo, però vedremo insomma. Inizia la Master League. Ok. È arrivato il momento della Supercoppa. Ci ho messo la telecronaca proprio in sottofondo ragazzi per avere qualcosa. Stadio Olimpico, Supercoppa Italiana. Giorgione Chiellini. Francuzzo Baresi. Infatti, è la prima occasione. Voglio subito il primo obiettivo raga, lo pretendo. La stagione C'è tensione. Fa paura questa Juve, ma anche noi non scherziamo. Allo Stadio Olimpico di Roma. Juventus Milan. Questa è la prima vera partita della stagione. Inizia la finale di Supercoppa Italiana. La considerazione su questo trofeo è molto aumentata rispetto al passato.
E giustamente. Non prende neanche la mano, sarà un po' dura, ma ci proviamo. Oggi c'è in gioco il primo Alex. trofeo dell'anno. E sebbene non sia garanzia di nulla, Attenzione al Zizou di Damper del Piero ad Alexandro, ragazzi, deve parte a bomba. Ronaldo. Ragazzi, subito Zizou. Ragazzi, a livello massimo queste squadre sarà divertente. Traverso di Zizou. Marco Van Basten, incino di Utrecht per Ruud Gullit. Pjanic era ben posizionato e ha intercettato il pallone. Alexandro prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Occhio, bravissimo Hernandez. Lucas Paquetá. Van Basten. Andrei Shevchenko prova a lanciare Van Basten ma non va. Mamma mia che attacco, ragazzi. Mamma mia, per poco cagata juventina. Khedira. Il Milan finora non ha mai tirato in porta. Khedira prova a prolungare. Attenti. E così da. Bravissimo, che sì. Che sarà, che sì. No, Rijkaard sbaglia tutto. Recupera Paquetá. Van Basten, dai Van Basten, che cacchio. Mamma che dura, raga. È davvero una bella serie di passaggi questa. Zidane la gioca sulla destra. È libero di creare Attenzione Cancelo. Sami Khedira. Ok. Calcio d'angolo per la Juve. Partita non facile, 70% di possesso palla per la Juve. Vai Ruud Gullit per Andri. Shevchenko la dà a Cafu, pendolino Cafu, 32 denti Cafu per Gullit. Lo prendono leggermente la mano, Ma c'è Paolo Maldini, signori. C'è cuore di drago Maldini. Shevchenko lancia Marco, il cine di Utrecht. Palla filtrante ben piazzata, meritava un esito migliore. Mamma mia. non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Il cigno di Utrecht. Dopo ragazzi mi dovete dire voi se preferite magari le partite intere o gli highlights quando faremo il campionato e le coppe. Van Basten, dai Van Basten mio. Paquetá, Lucas Paquetá. Prova il filtrante. Ottima Da fare, non si passa. Un'azione Un'azione per parte comunque. Zidane, Cristiano Ronaldo. El Cri, Cafu, difesa impenetrabile per il momento. Van Basten vede pendolino, vai Cafu, Cafu si lancia, 32 denti, la mette in mezzo. Gullit, Cafu di testa, Cafu, parata Szczęsny, mamma mia. Finisce un bellissimo primo tempo, Juve 0, Milan 0. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Seconda frazione. Non una brutta partita. Rijkaard. Il finale di tempo è stato impressionante. Ancora Uragano Franklin per Andri. Van Basten. Niente da fare, non si passa. Mamma mia che la Juve è scarsa. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. Si riprende con il secondo tempo. Una delle due compagini ci ha fatto vedere il calcio più frizzante. La Juve sta giocando a centrocampo con Alexandro che la dà ad Alexandrino del Piero Pinturicchio. Per Pjanic, ad Alexandro. Recupera Cafu, ma la sbaglia. Khedira. Pjanic. La Juve sta facendo veramente possesso palla la Juventus. Adesso un bu bruttissima del Piero. Mamma mia. Zona del Piero, ragazzi. I gol di Del Piero me li ricordo, c'era la Champions del 96, mamma mia. Contro lo Steaua, con i Rangers, Gullit. Non può perdermela così Ruud, però. Kaiser Franz, bravissimo, Donnarumma la tira su. Gullit. Per Andri. Vento di passione, il Bambi di Kiev Sheva. Al centro Per c'è Cafu. sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Cafu a Sheva. Sheva vede Gullit. Van Basten. Azione perfetta del Milan. Attenzione Cafu. Sheva! Shevchenko!
momento di passione. Tantissimo che adesso devono gestire. L'Usignolo di Kiev, 1-0. Ottimo colpo di testa. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. Guardate la prodezza. La traiettoria che ha dato il pallone era Cafu. perfetta, il portiere non ha potuto E Shevchenko di testa. Quando giochi con Shevchenko giochi già sull'1-0 contro le grandi. Un gol del vantaggio. Davvero Bravi, raga. pesantissimo. Pjanic. Non stare in campana, ragazzi, perché la Juve ha preso 2 traverse clamorose. La giocata nello spazio. Teo Hernandez, un po' stanco. Sheva. Shevchenko. Oh, Ottima copertura qui. devo riportare il Milan ai fasti e far vincere tutto. Sulla destra. No, attenzione Ronaldo, il Cri. Pareggio di Cristiano. grande azione, tutta la squadra si è mossa perfettamente, con i tempi giusti, ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. L'arbitro dice Esce Platini che si è visto poco, entra Dybala. vuole cambiare qualcosa. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività. Allora, vediamo chi è per provare a stanco. mischiare le carte. Perfetta Gullit è parità. morto. Beh, il mister non sarà certo contento, erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo Mettiamo pareggio. Susetto. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. Biglia. Mettiamo Jack piuttosto. Purtroppo Ronaldo pareggia il gol di Andriy Shevchenko. Alexandro. Arriva il gol quasi da nulla. Il Milan non si aspettava nulla del genere. Alexandro. Riceve un pallone interessante. Occhio. Parata di Donnarumma. Cosa ha fatto Donnarumma? Riusciva a trovare il gol. Cosa ha fatto Donnarumma? Bisogna assolutamente sbagliare occasioni. Stiamo soffrendo però, Sceglie di battere gol. Stiamo soffrendo troppo adesso. Cafu la butta via, Paquetá sbaglia, Matteo Hernandez la rilancia. Non è ancora detta. Andriy Shevchenko Potrebbe non la finire perde. qui. Vediamo se c'è un bis finale. Zidane. Mamma mia raga, sta Juve Ottimo il fraseggio. Zidane. fa leggermente paura. Bravo Andriy. Prova a passare. Andriy, Van Basten, Andriy. Madonna Sheva. Ti prego Sheva. Guardare. E tu. E su questa azione si chiude la partita. Cosa mi sono mangiato? Il Milan ha sfiorato la rapina perfetta con una grande occasione praticamente a tempo scaduto. Sheva in forma, per quello sto giocando così. Mettiamo Christoph. Non hanno fatto secondo me abbastanza per vincere. L'ultimo Vai, cambio. dopo 90 minuti si va ai supplementari. Adesso dovremo vedere soprattutto chi ha più energia. Mettiamo Ciaranoglu, il turco 10. Ed eccoci Abbiamo dunque. Christoph Comincia il Piontek. primo tempo supplementare. Pum, pum, pum. Equilibrio assoluto. Servirà un colpo di genio per vincere la partita. Certo che la Juve ha preso 2 pali e ha sprecato diverse occasioni, però l'ultima noi, ma no, Supplementari sarebbe un disastro. uno di rimpallo. C'è da capire se avrà la forza di No! colpo di testa che si perde su. Mamma mia che rischio. Ha messo bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Donnarumma la butta su. Lucas Paquetá. Hernandez. Paquetá, partita non per adesso devastante. Shevchenko sta ricevendo parecchie Paquetá fa una bella cosa però qua per Teo Hernandez. Vai Teone. Vai Teone. Impedire di toccare il direzione di testa. Mamma mia scena. Ragazzi, il pressing di Sacchi bisogna fare. Occhio a Zizou che la dà a Jean-Paul Dybala. Scatta verso il pallone. Occhio a Paul. Ronaldo, Zidane. Ottimo comunque il tentativo e chiude il primo tempo supplementare. Classico Milan-Juve. No? Andiamo ai rigori, vuoi vedere? Diventerebbe il match in senso Rijkaard. Andriy. Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Giallo segna la risposta. Ammonito CR7.
Uragano Franklin che è distrutto per Francuzzo Baresi. Rijkaard la perde. Attenzione a Dybala. Non prenderlo così. Madonna, Franco Baresi, signori. Franco Baresi, questo altro. Kaiser Franz. Poco lanciava anche Sheva. Doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Donnarumma la para. O Donnarumma vuole scegliere. Nonostante la super squadra, ragazzi, fate capire che anche a livello massimo è abbastanza dura e la media in Italia e in Europa è così delle squadre. Stiamo soffrendo adesso, diciamo che non meritiamo tanto, cioè anche quel gol di Sheva potevo segnarlo, era vinta. No grande Susetto a Piontek. L'azione ristagna a centrocampo, ma il tempo Chris scorre Piontek lo veloce. dà Paquetà che è distrutto però. Infatti fa un brutto errore. Si va ai rigori, raga. Si va ai rigori, come a Manchester. Come a Manchester. Nessuna delle due squadre è riuscita ad ottenere la vittoria. Ora dal Mettiamo dischetto Sheva stanchezza quinto rigorista. Tanta pressione e nervosismo Cioè perché non per i posso calci di mettere i rigore. rigoristi? Vedremo Serginho chi non avrà ce la l'ho, lucidità Seedorf necessaria neanche. per convertirli. Sta calare, no, la mettiamo. Mettiamo gente fresca magari anche. Piontek Suso. Jack, Rijkaard è stanco, anche Paquetà. Mettiamo Maldini, speriamo. Si va Non importa quante per questa volte finale sia di capitata Supercoppa una situazione italiana. simile. Guarda, Ogni c'è, volta guarda è che diverso. grafica, ragazzi. Conta il cuore, conta la freddezza. Donnarumma conta la forza contro d'animo da vincere. CR7. Donnarumma para, ma non è successo niente. dove sarebbe finito il pallone. Piontek contro Sheva. Grande il portiere. Para anche Sheva. È sempre un rigore sbagliato. Higuain, l'ex contro Donnarumma. Secondo rigore per la sua squadra. Incredibile, ancora Donnarumma. Bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Suso Suso sta contro per calciare Szczęsny. il secondo rigore per la sua squadra. È riuscito a capire Facile, il movimento facile. del portiere prima di tirare. La Juventus Donnarumma a calcio contro del pareggio. Jean-Paul Dybala. Incredibile, ancora Donnarumma. Sono stati ad avere ottimi riflessi. Qui hanno la Jack possibilità Bonaventura di allungare, di contro poter dare la vittoria. Szczęsny. Un gol importantissimo. Ha spiazzato il portiere. Bonaventura E segna. i gol di differenza Se ora Donnarumma sono fa il due. miracolo e para anche il quarto, vinciamo la La Supercoppa. partita è finita. La responsabilità Ramsey di evitare contro la sconfitta Donnarumma. è tutta Vediamo se sulle Donnarumma fa il sue miracolo. E Donnarumma ne para 4, non so come! Donnarumma show! Donnarumma show! Almeno nei giochi vinciamo. Può che essere di buon auspicio. Il coronamento di una passata stagione ai vertici è una dichiarazione di intenti per quella a venire. E vinciamo incredibilmente il primo trofeo, parando 4 rigori Donnarumma. Arasaki, primo trofeo per Arrigo Sacchi. Che bello vedere i colori rossoni vincere. Speriamo sia il preludio di una grande stagione, mamma mia. Vedere Francuzzo così mi emoziona. Il Milan che non c'è più purtroppo. La vinciamo ai rigori. Eccoli qua. Il Milan no, non c'era sulla Supercoppa, non c'è la Coppa, cazzo, ok, vabbè. Raga, vinciamo il primo trofeo stagionale. E con queste immagini un saluto al Comandante Veneziano e spero possa piacere questa serie. Ciao!